Ben ritrovati con l'audiogiornale di friulitv.net. Andiamo a leggere dunque le ultime notizie accadute in Friuli Venezia Giulia poco prima della mezzanotte di oggi. I casi accertati positivi al Covid-19 sono 2.858, con un incremento di 41 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.111, mentre i clinicamente guariti, persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone, 356. 10 decessi in più, che portano a 256 il numero complessivo di morti. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla salute e protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, direttamente dalla sede di quest'ultima a Palmanova. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste resta il territorio più colpito, 133 casi, Udine 66, Pordenone 53, Gorizia 4. Relativamente ai casi positivi, l'area giuliana registra 1.152 contagi, Udine 931, Pordenone 607, Gorizia 164. A questi, vi ricordiamo, sempre vanno aggiunte le 4 persone non residenti in regione. Sono 18 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre ricoverati in altri reparti risultano essere 138 e le persone in isolamento domiciliare 979. Serve subito un modo tangibile e concreto un indennizzo per la montagna. È l'appello lanciato dalla Presidente di Federalberghi del Friuli Venezia Giulia. Il coronavirus, ribadisce la nota, è arrivato nel momento in cui, in montagna, si era nel pieno della stagione invernale, portando inevitabilmente un danno economico ingente. Non possiamo ammettere che le piccole attività alberghiere, anche solo per i costi fissi che devono comunque affrontare, non possano malauguratamente riaprire. Serve agire subito in modo pragmatico con un indennizzo scevro da burocrazie facile da ottenere. Per quanto riguarda le incognite sulla gestione estiva, prosegue la Presidente, difficile sbilanciarsi. Viviamo alla giornata in questa situazione del nostro presente. La realtà è che in prospettiva si preannuncia un turismo balneare sulle nostre spiagge di prossimità. Arduo fare previsioni, ma è realistico pensare che il turismo straniero, almeno per quest'anno, non caratterizzerà le nostre località di mare. Prevedo, conclude la nota, che assisteremo al fenomeno del pendolarismo, questo sia al mare che in montagna. L'Assemblea degli azionisti di Crédit Agricole Friuladria, riunitasi a porte chiuse in linea con le modalità adottate alle altre banche a seguito del decreto Cura Italia, ha approvato il progetto di bilancio 2019 presentato dalla Presidente Chiara Mio e dal Direttore Carlo Piana. L'utile netto è di 66,4 milioni di euro, più 8,1 rispetto all'anno precedente, e rappresenta il miglior risultato di sempre. Per effetto di tale risultato l'Assemblea ha approvato la distribuzione agli oltre 16.000 soci di un dividendo pari a 2,43 euro per azione. Il pagamento del dividendo, in ottemperanza alle raccomandazioni della Banca Centrale Europea rivolte a tutti gli istituti di credito, è temporaneamente però sospeso e subordinato a un'ulteriore valutazione che il Consiglio di amministrazione della Banca effettuerà nel mese di ottobre prossimo per verificare il superamento della fase di incertezza legata alla pandemia da Covid-19. All'amministrazione comunale di Monfalcone, che martedì ha approvato il bilancio con un piano straordinario a sostegno dell'economia, va tutto il plauso della CNA. È un aiuto reale che si dà alle imprese dell'artigianato monfalconese, commenta il presidente di zona, Maurizio Meletti. I provvedimenti presi daranno respiro alle nostre aziende duramente colpite dall'emergenza sanitaria. Il fondo di 300.000 euro a favore delle microimprese va incontro alle nuove spese da sostenere per la messa in sicurezza. Ci auguriamo faccia da apripista anche alle altre amministrazioni comunali. Il primo cittadino di Monfalcone, Anna Maria Cesint, conta di far riaprire la città in questo momento di emergenza, anche con tagli sulle tasse, che daranno maggiori possibilità di spesa alle famiglie con un ritorno economico per le imprese. L'appello al governo è chiaro. In vista della ripresa, lo Stato sostenga le imprese del settore arredo, fiori all'occhiello delle esportazioni del Made in Italy e rifinanzi il fondo per l'export artigiano. Lo ha chiesto il friulano Mauro Damiani, presidente nazionale di Confartigianato Arredo, al sottosegretario agli affari esteri Manlio Di Stefano, al recente tavolo cui hanno preso parte le principali associazioni di categoria. Il presidente di ICE, Carlo Maria Ferro, e l'ambasciatore Lorenzo Angeloni, direttore generale per la promozione del sistema paese.
È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro audiogiornale dal Friuli Venezia Giulia. Non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione poco prima delle 14:30. Alla prossima.